Buongiorno a tutti, benvenuti ad Asphalt for Future, Passione Lavoro in diretta da Promo Camera. Buongiorno assessore al lavoro da Lai, buongiorno Marica Avresano, direttrice generale Asphalt, buongiorno alla ministra Maria Elvira Calderone, collegata da Roma. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno ministro. Buongiorno assessore, come stai? Buongiorno ministro, cara Marina, benvenuta in Sardegna. Ti sentiamo qua con noi, oggi siamo a Sassari, la prima tappa di questo bellissimo tour che stiamo facendo come istituzione pubblica per far incontrare imprese e mondo delle persone che cercano il lavoro, dai giovani ai disoccupati. Bellissimo andare incontro al mondo di un lavoro che dovrà cambiare la Sardegna, dovrà ristrutturare tutta la nostra economia, e questo incontro fra imprese e disoccupati è veramente l'ideale per ricostruire la Sardegna, il mondo nuovo, il mondo che cambia. Qua ci sono tanti ragazzi che ti stanno per ascoltare. La parola a te ministro e grazie ancora di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie. Devo dire che vi invidio molto perché avrei voluto essere a Sassari, avrei voluto essere a casa in Sardegna, però gli impegni che oggi abbiamo come governo, compreso il Consiglio dei Ministri, non me lo consentono, e con voi mi scuso perché mi sarebbe veramente piaciuto passare una mattinata con voi, con i ragazzi che sono all'interno del vostro luogo di incontro, e poi mi sarebbe piaciuto respirare veramente aria di Sardegna. Io credo moltissimo in queste cose, credo soprattutto anche nel fatto che il senso di appartenenza, le radici, ma anche la voglia di disegnare un futuro, però sapendo di appartenere a un luogo, sia qualcosa di importante. Io sono oggi Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, come molti di voi sanno sono un consulente del lavoro che sono nata in Sardegna, a Bonorva, proprio in provincia di Sassari, ma la mia vita l'ho fatta a Cagliari, dove ho svolto anche l'attività professionale fino al 22 di ottobre del 2022, quando poi la mia vita è cambiata veramente radicalmente, nonostante fossi una donna già abituata a vivere sugli aerei e soprattutto ad avere incarichi istituzionali, perché ero il presidente della mia categoria, dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Dico abituata a muovermi, soprattutto abituata, come tutti i sardi, a sapere perfettamente che noi partiamo e torniamo alla nostra terra, ovviamente dovendo utilizzare anche i trasporti. 120 aerei da e per la Sardegna io credo siano la rappresentazione ogni anno del mio amore per quelle che sono delle radici che per me sono importanti, perché credo che poi abbiano costituito anche la base di quelle che sono state le scelte di vita che ho fatto. E se io mi posso permettere di fare con voi una riflessione e soprattutto di rassegnare ai giovani che sono oggi presenti all'Asphalt for Future e al Job Day, io credo che la cosa importante è proprio questa, cioè cercare di capire che cosa vogliamo essere, cosa vogliamo fare nella nostra vita, che ruolo vogliamo avere e soprattutto a quale parte dei nostri sentimenti vogliamo dare ascolto nel momento in cui costruiamo il nostro futuro. Io dico che le sfide oggi che ci consegna il mondo del lavoro sono tantissime, sono tante quanto sono le innovazioni che sono state introdotte. Quando ho iniziato a lavorare io tanti anni fa non c'era sicuramente la telematica, non c'era l'intelligenza artificiale, non c'era tutta questa capacità di essere collegati, interconnessi con il mondo e soprattutto collegati tra di noi. Avevamo degli strumenti che all'epoca venivano considerati avveniristici e che poi nel corso degli anni, nel corso del tempo sono tramontati, e molte delle persone che sono lì a Sassari sicuramente magari non hanno mai utilizzato o mai visto. Per noi era avveniristico usare il fax, oggi nessuno
penserebbe mai di affidarsi a una tecnologia così obsoleta per riprodurre un documento. Basta il nostro smartphone e quelle applicazioni che abbiamo e che scarichiamo dal web per poi invece fare molto più velocemente tutto quello che prima si faceva con grande difficoltà e anche con grande dispendio di energie. Però ecco, i cambiamenti, le sollecitazioni che ci vengono sono sicuramente anche a cercare di capire come accompagnare il cambiamento e soprattutto a come trarne anche un messaggio positivo in quello che deve essere il nostro impegno. E allora io dico ai giovani che sono lì, credete nel futuro, ma credete anche di essere protagonisti del presente, protagonisti delle vostre scelte e soprattutto di quello che sarà il vostro futuro. Non ve lo fate scrivere dagli altri, soprattutto non ve lo fate scrivere partendo dal presupposto di dire ecco, le cose sono difficili. Certo che le cose sono difficili, man mano che si va avanti con la vita si affrontano delle tappe, si affrontano anche dei percorsi e dei passaggi che sono commisurati anche a quelle che sono le nostre capacità di gestire le singole situazioni. Se per un ragazzo di 13 anni è un problema, è uno scoglio l'esame della terza media e poi c'è l'appuntamento con la maturità e poi c'è l'appuntamento con la laurea e tutto quanto è ovviamente un percorso che si fa di crescita e di arricchimento. Io credo di poter dire oggi che dobbiamo essere tutti quanti consapevoli del fatto che certamente ci sono condizioni difficili legate anche all'uscita da un periodo terribile come quello della pandemia, però da queste condizioni di difficoltà poi nascono delle opportunità anche di cambiamento che sono legate proprio a quelli che sono i fenomeni di mutazione del mercato del lavoro e soprattutto anche tutte le nuove sfide sul fronte delle competenze. Ecco, se posso aggiungere un'altra sollecitazione, quella di essere curiosi soprattutto di andare a cercare di capire in che modo poi sfruttare al meglio quelle che sono le opportunità. Oggi al Job Day avete la possibilità di incontrare le imprese, di incontrare le istituzioni, c'è l'Agenzia Sarda delle politiche attive per il lavoro. Io da professionista sarda del mondo del lavoro sono orgogliosa della qualità dei servizi offerti dalla nostra Agenzia Sarda delle politiche attive per il lavoro, perché credo che si sia fatto veramente un grande investimento anche nella valorizzazione delle risorse umane e delle persone che lavorano per le nostre strutture regionali. Quindi all'assessore dico andiamo avanti così e soprattutto cerchiamo anche di trasferire sul territorio attraverso questi momenti e altri proprio quelle che sono le competenze, gli obiettivi e le sfide che saranno ovviamente basate anche su un bisogno di competenze e di competenze ovviamente innovative che dovranno essere messe al servizio delle aziende. Noi non lavoriamo più solo ed esclusivamente sui cataloghi formativi, ma invece lavoriamo per dare alle aziende, al mondo del lavoro e ai lavoratori una dimensione lavorativa in cui venga valorizzato l'apporto del singolo lavoratore in un contesto lavorativo che muta e soprattutto in una azienda che ha bisogno di nuove professionalità. Coltivate i vostri talenti perché ognuno di voi ne ha veramente tanti e soprattutto coltivate anche, come dicevo prima, la curiosità di capire in che modo quei vostri talenti poi possono essere valorizzati all'interno del mondo del lavoro, non dimenticando mai che oggi il tema delle competenze si associa anche al tema dell'aggiornamento continuo e soprattutto al fatto che si studia tutti i giorni per
conoscere qualcosa di diverso e soprattutto essere adeguati alle sfide diverse che noi siamo pronti ad affrontare. Come avete visto, la pandemia ha cambiato veramente in modo radicale anche il nostro approccio al lavoro e ai luoghi di lavoro, perché prima del 2020 pochi di noi avevano sperimentato lo smart working o sapevano che cosa fosse. Adesso credo che sia diventata una parola di uso comune, tanto che gli stessi bambini dicono: la mia mamma o il mio papà sta lavorando in smart working. Questo per dire che siamo in questo momento in una fase in cui quelli che erano i modelli di lavoro che precedenti stanno subendo una profonda mutazione e soprattutto che lavoreremo sempre più in modalità ibride o in modalità che poi attengono anche a un'ibridazione dei modelli tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Punteremo sicuramente alla valorizzazione del senso di responsabilità dei singoli e in questo c'è tutto il futuro dei nostri giovani, perché responsabilità vuol dire anche ovviamente assumersi il compito e l'onere di essere il presente e il futuro della nostra società. Il Ministero del Lavoro sta lavorando e questo ve lo posso assicurare, affinché anche l'offerta formativa che metteremo a disposizione sia sempre più centrata su quelle che sono le sfide reali del mercato del lavoro e non i mestieri potenziali. E soprattutto stiamo lavorando per rendere più efficiente il sistema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, dando anche la possibilità a chi lo desidera di poter fare esperienze lavorative fuori dalla propria terra. Però ecco, per me che di questo ho fatto il mio pane quotidiano, quello di vivere in tanti luoghi diversi, lavorare in tanti luoghi diversi, però ecco, se mi posso permettere di farvi una raccomandazione, non dimenticate mai da dove venite e cercate sempre di tornare a casa, perché questo è quello che dobbiamo impegnarci a fare, a far crescere la nostra regione, far crescere la cultura del lavoro, le opportunità di lavoro, a diventare anche in questo, se volete, un contesto, un luogo in cui si fa innovazione e soprattutto si identificano nuovi modelli di lavoro che possono poi essere imitati dagli altri. I sardi hanno grandi capacità, grande capacità di resilienza. Noi siamo testardi, siamo sicuramente volenterosi e operosi e abbiamo la voglia veramente di costruire cose importanti. Abbiamo sfide importanti. Avete sicuramente sentito parlare di Einstein Telescope, in questo c'è il mio impegno come componente del governo Meloni, come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad affiancare l'amministrazione regionale e gli assessorati competenti affinché possa diventare una opportunità di lavoro, di sviluppo e di crescita della nostra economia e soprattutto anche il fiore all'occhiello della nostra popolazione. Io ringrazio l'assessore Lai, la direttrice Marica Versano, grazie veramente, grazie di tutto e grazie del lavoro che fate e soprattutto dell'entusiasmo che ci mettete. Io cerco di farlo qua, dall'altra parte del Tirreno, portando un po' di Sardegna all'interno del Ministero del Lavoro e del Governo. E allora, se posso permettermi, io nel mio percorso prima di presidente dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro e adesso dico sempre che noi sardi abbiamo un motto importante che è Forza Paris, avanti insieme. Ecco, questo, il senso di solidarietà, di comunità credo che sia fondamentale. E poi ai giovani io dico a Kentannos, veramente. Grazie a tutti quanti voi, grazie. Ministro, prima che ci saluti, Ministro, c'è una domanda per lei da parte dei ragazzi della redazione della Nuova Scuola che si sono
preparato l'intervento e la prima domanda, l'unica domanda, gliela fa Daniele Sanna. Buongiorno Ministro. Buongiorno Daniele, di dove sei? Io sono di Alghero, del liceo Enrico Fermi di Alghero. Ah, che cosa meravigliosa. Lo sappiamo. La mia domanda è una domanda personale. Mi piacerebbe sapere qual è stata la emozione che ha provato quando è stata nominata Ministro del Lavoro e cosa prova ad avere una responsabilità così grande sulla tenuta delle imprese e del benessere del lavoro nel nostro Paese. Che cosa ho provato? Guarda, ho provato certamente grande emozione, poi nella mia vita ci sono delle, come dire, delle coincidenze che sono incredibili, perché io sono diventata presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 di ottobre del 2005 e ho giurato insieme ai colleghi del governo il 22 di ottobre del 2022, proprio veramente delle situazioni che quando ci penso mi emozionano ancora, perché quando ho iniziato il mio percorso in categoria io ero molto più giovane di oggi, ero una donna che veniva da una regione che qualcuno poteva considerare meno importante di altre sul fronte ovviamente dei numeri che noi possiamo esprimere nell'ambito di una categoria professionale. In Sardegna ci sono 1000 validissimi colleghi, i consulenti del lavoro sono 26.000 in tutta Italia. Eppure, guardate, all'epoca io ho potuto godere del sostegno, della solidarietà e anche, se volete, del rispetto di tantissimi colleghi di altre regioni che hanno creduto veramente nel progetto e nel sogno di categoria che io portavo avanti. Quel 22 di ottobre del 2022 la mia emozione è stata il fatto che andavo ad occuparmi di lavoro e di politiche sociali, io professionista del lavoro. Ho avuto molti pensieri e molti sentimenti contrastanti, perché per poter fare questa scelta ho dovuto rinunciare a tante cose che non erano e non sono le cariche che avevo, perché anche quelle comunque erano frutto di un lavoro e soprattutto di tanta fiducia che altri colleghi, altri professionisti italiani, tutti gli ordini professionali italiani mi avevano conferito negli anni, perché ero anche il presidente del Comitato Unitario degli Ordini Professionali Italiani. La cosa che a me è pesata di più in termini di scelta è stata che quel giorno ho dovuto sospendere la mia attività professionale e ho dovuto dire arrivederci al mio studio professionale di Cagliari, alla mia città, al fatto che la vita mi sarebbe cambiata, anche perché i miei spostamenti non sono più così liberi come erano un tempo e che in questo avrei dovuto mettere in conto che quei 2 viaggi alla settimana da e per la Sardegna probabilmente non avrei potuto farli. Però poi ho pensato una cosa, ho pensato ancora una volta, dopo tanti anni dalla prima volta, che se io potevo portare un po' del pensiero positivo e soprattutto dell'impegno e della passione che ho maturato nella mia esperienza di vita in Sardegna e dell'orgoglio di noi sardi all'interno di questo contesto, io sarei sicuramente stata ricompensata dei sacrifici che vado a fare, perché io mi sono sempre rapportata ai ruoli e alle cariche pensando che per me fossero delle responsabilità. E siccome dicevo prima che noi sardi siamo testardi e orgogliosi, io dico sempre che quando devo assolvere degli incarichi di questo tipo devo dimostrare di essere all'altezza della situazione, devo essere preparata per le sfide, devo avere le competenze adeguate e soprattutto devo fare in modo che chi si fida di me non rimanga deluso e soprattutto devo cercare di fare bella figura a voi, a
tutti quanti voi sardi, nel momento in cui voi sapete che nella mia stanza c'è sempre la bandiera dei quattro mori, oltre a quella italiana e a quella europea. Ma al di là di questo, credetemi, veramente per me questo è un percorso che io faccio da professionista, che ha lasciato la professione per un periodo non determinato, perché la durata di una legislatura è sempre legata a tante cose, ma noi cercheremo di lavorare bene per 5 anni, ma poi io tornerò sicuramente alla mia professione, tornerò al mio studio, tornerò alla mia città e soprattutto a riannodare quei percorsi che ho dovuto in un certo momento scegliere di deviare o soprattutto ampliare. Però ecco, in questo vi dico che sento tutta la responsabilità del ruolo, sento la responsabilità di dover fare in poco tempo anche delle azioni di riforma importanti, però so anche che sicuramente posso contare sul sostegno della nostra amministrazione regionale e del nostro assessorato al lavoro, che dovrà poi tradurle in azioni operative sul territorio e insieme cercheremo di fare il bene del nostro territorio. Grazie Marina Elvira Calderone. Grazie Ministro, ti aspettiamo in Sardegna Ministro, cara Marina, anche da parte del Presidente della Regione, e ti affidiamo questo nostro impegno mio personale, della Giunta regionale, dell'Agenzia ASPAL, di tutti questi magnifici ragazzi, perché a te affidiamo anche la loro speranza per un futuro davvero che in Sardegna deve fare della Sardegna una grandissima regione, una grandissima isola. Forza Baris tutti, grazie Ministro e forza Sardegna. Grazie Ministro Calderone ancora. Presenza il 31 in chiusura del Job Day. Ti aspettiamo il 31 a Cagliari allora, grazie. A presto, grazie. Grazie. Maica Versano, direttrice generale ASPAL, per un saluto. Parola a lei. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio i presenti, ringrazio tutte le istituzioni che hanno collaborato con noi, sia pubbliche, partner privati, agenzie, tutti quanti, e le scuole che con grande entusiasmo hanno aderito a questa iniziativa, a questa opportunità di informare, comunicare, far conoscere ai nostri ragazzi quali sono le opportunità per il futuro, come sta cambiando il mercato del lavoro. Ma anche un ruolo importante è quello di dire ai ragazzi che per poter trovare la propria strada nel futuro devono ascoltare se stessi, quindi è importante conoscere anche le proprie attitudini, motivazioni per poter trovare poi la strada giusta. Vi ringrazio tutti, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie mille Maica Versano. Adalai, Ministra del Lavoro della Regione Sardegna, un saluto anche da parte del sua. lavoro magari no. Allora ragazzi, io non sono da molto assessore al lavoro e mi tremavano i polsi quando mi hanno detto sarai l'assessore al lavoro. Il lavoro è la parola che dà dignità agli uomini e alle donne. Perché? Perché nel lavoro noi mettiamo tutti noi stessi, perché mettiamo il nostro futuro, le nostre speranze, la nostra costruzione di vita, perché con il lavoro si guadagna, con il lavoro devo dire una cosa, dovrete nella vostra vita divertirvi a lavorare, perché il lavoro sarà la realizzazione di voi stessi e questo è molto importante. È quello che noi riusciamo a fare in questo momento, in questi Job Day, ma in tutto l'anno, è quello davvero di valorizzare le vostre competenze, scoprirle, valorizzarle, dire alle imprese sarde, perché restiate qua. Tutti devono fare, tutti l'ho fatto anch'io, un'esperienza fuori, per carità, conoscere il mondo è bellissimo e dovrete continuare a farlo tutta la vita. Ma poi la Sardegna ha bisogno di voi. La Sardegna deve diventare la grande isola del Mediterraneo, che è già, ma deve diventare davvero il faro del mondo, il faro del Mediterraneo. Perché no? Ne abbiamo veramente tutti i diritti e tutte le possibilità, tutte le opportunità. Quindi io, come assessore, vi dico, diamo
abbiamo nella nostra vita la percezione che ce la possiamo fare. Io ce l'ho fatta e vi assicuro che ho superato i 70 anni. Quindi in realtà il problema mio è veramente dirvi: ho fatto una famiglia, ho avuto 3 figli, ho fatto una bella carriera, ho lavorato, momenti difficili, non c'erano ancora le cose che ci sono adesso. Pensate che non c'erano neppure i telefonini. Io sono stata 2 anni a Parigi e mia mamma non mi poteva chiamare mai, però l'ho fatto con coraggio. Coraggio, ragazzi, perché? Perché il lavoro abbiamo scoperto che non c'è. Quando la dottoressa Versano, la bravissima dottoressa Versano, mi diceva ci hanno dato 2000 che vacancies è un nome strano per dire che ci sono posti di lavoro, si chiamano vacancies adesso, è una notizia bellissima, nel senso che quelli posti stanno aspettando voi. Naturalmente dovrete formarvi, dovrete avere la volontà di dire: io a quel posto che mi piace voglio andarci formato, voglio essere utile, e noi qui ci siamo per questo. Quindi io spero che con il vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, di tutte le istituzioni, di un bravissimo Matteo Porru che come me scrive, perché anche io scrivo ogni tanto, bravo Matteo, e niente, possiate davvero trovare il vostro futuro. Noi vi aiuteremo e vi assicuro che io, perché ho nipoti, figli e quindi lo so che cosa vuol dire avere la preoccupazione per loro, ebbene vi assicuro che questo noi lo faremo, tenteremo di farlo con il vostro aiuto. Non demordete mai, coraggio, criticateci, diteci quello che dobbiamo fare, ma andate avanti credendo nel vostro futuro, ce la farete. Grazie mille, assessore del lavoro Adalai, assessore della Regione Sardegna, grazie ancora dottoressa Versano, grazie molto. Passiamo al primo blocco della giornata. La passione che diventa un lavoro, il coraggio di vincere paure e superare un disagio. Alla fine è tutta questione di conversione dei sentimenti, delle attitudini, delle percezioni che ognuno di noi sviluppa nel corso della vita. Cerca di deviarle, di convogliarle, di trovare il giusto canale per poterle farle sfogare e soprattutto per eccellere in quello in cui crede. Eccellere per quello di cui ha sempre voluto vivere. E noi abbiamo 7 testimonianze oggi di tante storie. Le prime le ascoltiamo in questo blocco e la prima delle prime è quella di Barbara Vargiu, la presidente della cooperativa Le Ragazze Terribili. Barbara, buongiorno. Mentre Barbara si avvicina a me, mandiamo il filmato perché Le Ragazze Terribili io le vorrei conoscere. Energia, passione, entusiasmo, diventato un lavoro. Barbara, la parola a lei. Ciao a tutti, grazie per essere qui e per ascoltarmi. Io sono Barbara Vargiu, direttore artistico della cooperativa Le Ragazze Terribili. Le immagini che avete appena visto, che mi emozionano ancora, sono quelle che si riferiscono alla scorsa estate, quando sul palco dell'anfiteatro di Alghero è salita si sono esibiti gli artisti della 24esima edizione del festival a Babula. Babula è la creatura a cui Le Ragazze Terribili dedicano l'attenzione maggiore. Però io partirei dalla A, la A di amicizia, perché quella che voglio raccontarvi è una storia, la storia di 4 amiche, un'amicizia nata nei banchi di scuola, che poi inseguono un sogno, una passione, quella della musica, la inseguono in giro per l'Europa, viaggiano, zaino in spalla, con il loro look un po' aggressive, quindi giubbotto in pelle, mi ricorderete tutti il chiodo mitico degli anni '80 con cui ricorderete tutti, oddio, molti di voi l'avranno rivisto adesso nelle nuove tendenze di moda, per inseguire i loro artisti. È così che vedono gli Rolling Stones a Berlino Est nel 90, dopo la caduta del muro, ma anche, che posso dire, i Simple Minds, che qualcuno qui dentro ricorderà, a Dublino.
tutti i momenti nei quali si gettano dei semi che poi germogliano in una passione ancora maggiore e in un desiderio, quello di portare gli artisti in Sardegna, fare qualcosa per la nostra terra. Stop andare a vedere le cose fuori, ovvero rimane quella volontà, ma anche quella di portare qui gli artisti che amavamo. Certo, non i Rolling Stones, anche se io non perdo le speranze, però comunque tante cose. E nascono le Ragazze Terribili, siamo nell'88, 35 anni fa. Ebbene sì, io sono una di quelle ragazze che si può permettere di essere ancora chiamata ragazza anche se ha più di 50 anni e i dati i conti sono presto fatti. Debuttiamo con un concerto rock e da lì iniziamo a proporre artisti, rassegne in locali, in teatri, in spazi all'aperto, ma iniziamo anche a farci le ossa sempre di più come local promoter, una figura che cosa va a significare? Che organizzavamo chiavi in mano l'evento per conto di organizzazioni di altri posti che volevano portare a Sassari degli artisti. È così che organizziamo le date di Guccini, di De Gregori, per farvi dei nomi, di Baglioni, fino a sviluppare una competenza sempre maggiore e arrivare a generare produzioni nostre. E questo succede nel 90, ne facciamo tantissime chiaramente, ma ve ne voglio raccontare qualcune perché sono quei momenti di passaggio un po' nella nostra storia. Noi siamo un'associazione culturale a quell'epoca e nel 97 organizziamo di colpo, in un aprile solo, 2 eventi fondamentali, quello degli Articolo 31 e i loro spaghetti funk, e dopo solo 15 giorni Fabrizio De André, in quello che sarà l'ultimo concerto che Fabrizio farà a Sassari. E vi voglio raccontare solo un piccolo aneddoto perché è un po' una cartolina nel mio cuore, quel momento quando io vado a salutare l'artista nello spogliatoio angusto del Palasport di Sassari e lo becco col pigiatino davanti mangiando fainè. Lui era in giro per l'Italia, arriva a Sassari, sa che fanno la farinata genovese e ne approfitta. Ecco, diciamo che questa un po' rimane una di quelle, no, di quei gioielli che ti porti dentro. Le Terribili continuano a crescere, nasce Ababula, che è... Cosa significa Ababula? Ababula è una contrazione della frase sarda Abasabula, acqua alla gola, a raccontare un po' il disagio, la difficoltà che in un mondo di maschi, soprattutto all'epoca, affrontano 4 ragazze. Potete immaginare i pregiudizi, no? Volevo parlarvi di pregiudizi che sono anche quelli che troverete voi poi mettendovi nel mondo del lavoro, e noi in questi 35 anni ne abbiamo affrontati e cercato anche di sdoganarne tanti. E arriviamo ai primi del 2000 e lì un po' sentiamo di essere cresciute. Siamo nel 2002 e io sono sul palco dello stadio Torres di Sassari. Ho davanti a me 14.000 persone, mi vengono i brividi, e vestita da Super Mario Bros. Insieme alla mia collega Rossana muovo una leva, posticcia chiaramente farlocca, una roba scenografica, le luci si accendono e sale sul palco Ligabue. Ecco, diciamo che quello è stato il momento nel quale abbiamo detto siamo diventate grandi, questa è fatta. 2005 le Ragazze Terribili diventano cooperativa, ora siamo diventate datrici di lavoro di noi stesse. In questo momento abbiamo 5 dipendenti e vi dico, la soddisfazione più grande è aver conciliato famiglia e lavoro. Questo perché? Perché sono potuta diventare mamma di 2 splendidi ragazzi e avere il supporto costante delle mie colleghe, e se c'è una febbre non ci sono problemi, Barbara sta a casa e nessuno ha niente da ridire, e questo vale per tutte. Quindi da Ragazze Terribili siamo diventati un po' mamma, abbiamo continuato, e quello che vi volevo raccontare è che questo mondo è bellissimo. Io mi sveglio ogni mattina felice di fare questo lavoro, è quello che auguro a tutti voi. Vi dico anche, superate le difficoltà che trovate, ma non cercate scorciatoie. Ormai gli influencer ci hanno abituati a fare un lancio su TikTok e avere 3 milioni di follower. Ecco, io credo allo studio, alla competenza, alla forza di volontà e alla passione. Quello che vi dico è: non ascoltate chi vi dice che il futuro è peggio di quello che è adesso, il futuro è vostro. Grazie mille Barbara per le sue parole. Come prima non rimanga qua perché c'è la domanda. Attenzione. C'è la domanda dei ragazzi della nuova scuola, e la domanda gliela fa Sara Torella. Buongiorno. Grazie Sara. La mia domanda per oggi è: cosa c'è dietro l'organizzazione di un evento in termini di autorizzazioni, costi e anche tempi?
Come funziona? Vorrei essere breve, ma la fabbrica dello spettacolo è lunghissima. Però sarò brevissima, vi racconterò solo qualche piccola cosa. Guarda, mi hai fatto la domanda che amavo fare, ma ci tenevo a darvi uno spaccato della nostra storia anche. Allora, la fabbrica dello spettacolo inizia dall'ideazione, quando ci sediamo e decidiamo cosa vogliamo fare. Quando eravamo ragazze pensavamo ai nostri artisti, ora no, non possiamo più permettercelo. Andiamo a vedere che cosa funziona. E fortunatamente la tecnologia gioca a nostro favore. Ora esistono delle app come Spotify Charts, comunque le sound charts in genere, che ci dicono in tempo reale le tendenze tra i ragazzi e tra gli ascoltatori di Spotify. Questo ci permette di vedere chi sta andando in quel momento, addirittura ce lo geolocalizza a livello di capoluoghi. Io so che in questo momento a Napoli tra i ragazzi funziona Geolier, che è un rapper di ultima generazione, mentre invece Shiva, un altro di questi nomi amatissimi dei teen, è in pole position a Milano. Quindi da un lato c'è la parte bella, che è quella del cosa facciamo quest'anno, cosa proponiamo al nostro pubblico, guardiamo ai teen ma guardiamo anche al nostro pubblico della musica d'autore, ma poi c'è anche la parte più complicata. Organizzare un concerto vuol dire trovare un concerto sostenibile. Sono pochi gli artisti che si possono permettere di salire sul palco e pagarsi coi biglietti. Uno, perché questo succede in tutta Italia. Due, perché noi siamo in Sardegna, i costi di viaggio sono un costo che noi sosteniamo e chi viene qui deve già mettere nel conto 3 giorni di trasferta, non uno. Non si va su ruote a Milano, non si va su ruote a Salerno, qui devi prendere la nave e le produzioni costano. Quindi dobbiamo andare a fare la ricerca fondi, come si suol dire. E come la facciamo? Studiando, e torniamo a quello. Si studia perché per fare i bandi e vincerli bisogna essere brave, bisogna saper scrivere. E io vi invito a svilupparla questa competenza, perché in questo momento chi sa scrivere sono sempre meno. C'è tantissima gente che parla davanti a un video, ma mettiamoli a scrivere, vediamo cosa sanno sviluppare. Andiamo avanti e monitoriamo quello che facciamo. E questo è quello che noi cerchiamo di fare. Cerchiamo di vincere bandi, drenare risorse, spenderle sul territorio, dare lavoro non solo alle donne. Noi siamo una cooperativa al femminile, ma abbiamo tanti maschietti che lavorano per noi e non siamo sessiste, anzi, noi facciamo lavorare chi è bravo. E quindi ecco, poi arriviamo, Sara, alla parte delle pratiche amministrative, che sono un calderone enorme, anche perché ormai poi, come potete immaginare, la burocrazia è tutta sull'organizzatore, quindi comunque c'è tutto l'aspetto legato alle pratiche di sicurezza, ma poi c'è la SIAE, ma poi ci sono le domande da fare ai varienti, la questura, insomma, un giorno se hai voglia e tempo noi ci siamo per raccontarti qualche cosa. E quindi poi si arriva alla comunicazione. Attenzione, io in cooperativa svolgo prettamente il ruolo di relazioni esterne e comunicazione, e la comunicazione è lo strumento che ci permette di arrivare a voi, farvi sapere cosa facciamo e quello che stiamo proponendo. E poi si sale sul palco e lì voi poi vi godete il concerto, noi ci godiamo la gioia nei vostri occhi, perché per noi è la soddisfazione più grande. Per noi è un processo creativo il concerto, come per tutti immagino, e quindi quello è il momento della nascita, no? Il momento in cui vediamo, raccogliamo. Poi voi tornate a casa col cuore magari gonfio di gioia e noi nel mentre iniziamo a contare l'incasso, a capire come è andata. E lì lo sappiamo già in realtà, perché ormai purtroppo i dati di botteghino parlano chiaro e alla cassa si fa poco. E niente, c'è l'ultima parte che è quella più rognosa della rendicontazione. Torniamo al saper fare i bandi bene, ma soprattutto anche saperli rendicontare bene per dimostrare che ce li siamo meritati. Bisogna pancia a terra andare avanti, ma svegliarsi ogni mattina felici. Grazie Barbara, grazie mille Barbara Vargiu, presidente cooperativa Le Ragazze Terribili. Seconda testimonianza, dottoranda alla Harvard University, una scelta di vita che ha cambiato anche il suo lavoro. Signore e signori, Elisa Soggio. Ciao Elisa, buongiorno. Ciao Matteo. Raccontaci di questo viaggio alla scoperta di te e del tuo lavoro. Sì, avevo preparato un intervento più articolato, ma credo che partirò direttamente a raccontarvi di il mio percorso da quando ho lasciato il liceo, da quando ho finito nel lontano 2010. E a quel punto, forse perché eravamo anche all'indomani della crisi del 2008, quando dicevo ai miei insegnanti al liceo che volevo studiare lettere perché era sempre stata la mia passione, loro mi guardavano così, insomma, anche con sincero dolore, perché avevo buoni voti anche nelle materie scientifiche, in medicina, cioè in matematica, e quindi alla fine, insomma, mi hanno un po' convinta a fare medicina. Poi non è che li biasimi, insomma, adesso che sono più adulta capisco anche il loro punto di vista, però direi che se fossi al loro posto dovrei resistere alla tentazione di fare lo stesso, perché prima di tutto perché vedo le cose in un modo un po' diverso. Per me
il lavoro non è mai stato il lavoro, non è un lavoro. Non è più plausibile adesso fare qualche anno di università e poi pensare di avere il posto fisso nella città dove si è studiato e rimanerci sino alla pensione. Non è plausibile perché non succede quasi mai in quasi nessuna professione, a parte alcune, ma alla fine per me personalmente non è mai stato nemmeno desiderabile. Perché quando alla fine ho finito per fare medicina per un semestre, cioè per un anno, dopo il primo semestre avevo dato tutti gli esami, mi sono fermata un attimo a riflettere e ho detto, oddio, adesso ci sono 6 anni di studi, dopodiché farò la specialistica in un ospedale, dopodiché continuerò a lavorare lì e sarò un medico per tutta la vita. A me non me ne fregava niente di essere un medico. Ho detto, mi sono sentita soffocare in quel momento a pensare di fare la stessa cosa per tutta la vita, è una cosa per cui non avevo nemmeno la passione. E quindi, insomma, questo è stato il momento in cui ho deciso di tornare alla mia vecchia idea, iscrivermi a lettere, dato che non stavo scegliendo una carriera che nei miei pensieri era particolarmente remunerativa, quindi ho detto almeno voglio essere economicamente indipendente nel presente. Quindi ho deciso di tentare di fare il concorso alla Scuola Normale Superiore a Pisa, che è praticamente una scuola di eccellenza dove se sei tra quelli che passano ogni anno ti danno vitto alloggio gratuitamente, ti rimborsano le tasse universitarie, ti danno anche un rimborso spese ogni mese. Quindi insomma fortunatamente sono entrata e il mio proposito di essere economicamente indipendente è stato vero da quel punto in poi. Poi naturalmente per fare quello che faccio bisogna avere anche una vita molto aperta al cambiamento ed essere pronti a prendere decisioni drastiche da un momento all'altro. Per esempio, quando ho finito a Pisa, nel frattempo avevo preso una triennale e la magistrale all'Università di Pisa, si è posto il problema di che cosa fare dopo. E alcuni delle persone che conoscevo all'università hanno intrapreso la carriera dell'insegnamento alle superiori e devo dire con buoni esiti dopo pochi anni, quindi insomma non è implausibile. Però diciamo che all'interno della normale, quello che la normale ti dà è un forte indirizzo accademico e quindi quasi tutti dei miei amici si sono trovati a tentare la carriera universitaria. Vedendo i dottorandi a Pisa, quelli più avanzati, e vedendo che non se la passavano troppo bene, in molti abbiamo pensato di provare a fare domanda in università americane negli Stati Uniti. Prima di tutto perché il PhD, insomma il dottorato, è pagato molto di più che in Italia e poi dura 6 anni invece che 3 perché include una parte di insegnamento, anche quindi di vero e proprio lavoro. E, insomma, ho fatto domande da varie parti, mi hanno preso in vari posti, ho scelto Harvard perché insomma il nome era irrinunciabile e quindi insomma stando lì, adesso le organizzatrici del convegno mi avevano chiesto se avevo una foto da mostrare di me ad Harvard, in realtà c'era ma era uscito troppo male quindi non l'ho dito a nessuno, ma ho visto le varie foto che avevo scattato in tutti questi anni ad Harvard e ci sono foto di tutti gli angoli del campus universitario e quindi insomma quella che mi sono ricordata in questi giorni è dell'amore profondo che ho provato per questo posto, per questa università, soprattutto mentre insegnavo, perché io facevo dei seminari per piccoli gruppi di studenti in un corso sui capolavori della letteratura mondiale e poi insegnavo anche scrittura accademica ai ragazzi del primo anno, quindi un'introduzione a come fare un buon saggio, una buona ricerca. Ed è stato proprio secondo me il contatto con ragazzi giovani come voi che mi ha fatto ricordare perché questa passione per la letteratura mi ha sempre mosso, perché alla fine discutendo questi testi, sia antichissimi che recentissimi, ma anche film, serie TV, eccetera, uno si rende conto che è veramente una cosa essenziale dell'essere umano e non sparirà mai, anche se cambia forma, anche se diventa un video su TikTok invece che un romanzo, perché è veramente un modo non solo per definire se stessi, ma anche per creare relazioni con gli altri. E alla fine il lavoro culturale è tutto questo, è un creare relazioni, perché non ci vuole solo qualcuno che scriva libri o qualcuno che filmi dei video per creare il mondo culturale, ci vuole anche qualcuno che
che questi libri li legga, li corregga, li pubblichi, qualcuno che li recensisca, qualcuno che faccia uno studio, qualcuno che organizzi un convegno, qualcuno che fondi una rivista, organizzi incontri tra scrittori con il pubblico e non so, metta i brani di questi testi nelle antologie, nei manuali per le scuole superiori. Tutto questo è moltissimo di più il lavoro culturale e per questo sono così contenta di farne parte. E credo che la prospettiva, stare all'estero per un po' di tempo, mi abbia dato anche una prospettiva più ampia su quello che vorrei cambiare. Vorrei veder cambiare nel sistema culturale italiano, soprattutto a livello educativo universitario, che è quello che conosco meglio. E quindi, insomma, è quello che spero di fare stando qua, dare il mio contributo e ispirare altri a fare lo stesso. Grazie Elisa, grazie mille. Cara dottoressa, ti abbiamo fatto un regalo, anziché una domanda, per te ne abbiamo due. E te le fanno Carlotta e Michele. Parte Carlotta. Buongiorno, vorrei chiederle quanto coraggio ci è voluto per fare una scelta del genere e quanto coraggio ci è voluto per affrontare i suoi genitori davanti a una scelta del genere. Dici il passaggio da medicina a lettere? Esatto. Sì. Allora, al momento mi è sembrato tantissimo, mi è sembrato veramente di buttarmi nel vuoto. Oddio, glielo devo dire, mi ricordo ancora la settimana che ho preso, sono tornata a casa e ho detto ok, adesso dovrò affrontare il discorso. Poi con il senno di poi, i vostri genitori sono molto più flessibili di quanto credete. Nel senso, a 19 anni uno è così giovane, perdi mezzo anno, un anno di università, che fa? Niente, non ti cambia niente della vita. Quindi alla fine, ripensandoci, sì, ci è voluto coraggio all'epoca, però è un coraggio che va preso e alla fine non fate male a nessuno se cambiate idea, se cercate di fare la vostra strada. Quindi sì. Grazie Carlotta, grazie Elisa. Seconda domanda, Michele. Salve, volevo chiederle se in questi anni ha mai avuto la sensazione di aver mai sbagliato strada oppure di aver in qualche modo deluso i suoi genitori e se potrebbe raccontarci brevemente i cambiamenti della sua vita da studentessa. Ok. La risposta è no. Allora, nonostante tutte le difficoltà, perché alla fine, appunto, anche adesso non so che cosa farò tra 6 mesi, anzi tra 4 mesi, quando finirà il dottorato. Poi, insomma, c'è anche da pensare a mio marito che fa la stessa cosa e dove troverà un lavoro lui, chissà se lo troverò anch'io. Però diciamo che vivo abbastanza nel presente, quindi quello che faccio è, come diceva Barbara prima, io sono contenta di svegliarmi tutte le mattine e di fare quello che faccio, sia quando faccio ricerca, quindi mi siedo al mio computer, leggo cose, vado, chiedo materiale per archivi, ogni tanto prendo l'aereo, devo andare a vedere un archivio, ci sto qualche giorno, un mese, eccetera. È un lavoro molto stimolante, anche l'insegnamento mi dava veramente tanto, uscivo dalla classe piena di energia. Quindi diciamo che no, in nessun momento ho pensato di essermi pentita della strada. Magari se me lo richiedi tra 10 anni cambio idea, però spero di no. Grazie, grazie mille Elisa, grazie mille davvero. Terza testimonianza, stavolta passiamo in un altro campo, andiamo sullo sport e sentiamo Tore e Rittu. E mentre arriva Tore ci vediamo il video. Ciao, vieni. Col gancio destro, Tomaglio poi si è fatto sorprendere dai Rittu, un inizio spaventoso, il gancio sinistro e al tappeto Rittu, attenzione, non ce la fa, sconta il conteggio dell'arbitro ed è finito il match, incredibile! Non so se notate la differenza di altezza.
Lui è gigantesco perché ci sta guardando da lontano, ve lo garantisco. Senti Torre, raccontaci chi sei diventato, ma soprattutto cosa eri e come è cambiata la tua personalità, il tuo modo di vedere la vita in questi anni in cui sei cresciuto come professionista ma come persona. Oggi per me è estremamente emozionante, dico la verità, perché il 30 marzo 2019 facevo il mio ultimo incontro qua, chiudevo la mia carriera per mia scelta, no? Per iniziare una nuova missione, che era quella di iniziare a dare la mia esperienza di vita e i miei cambiamenti di mute, perché fondamentalmente penso di aver cambiato veramente tante mute nella mia vita. Se parto dalla mia infanzia e dalla mia adolescenza, tante cose le ho rimosse e cancellate. Con il tempo, da grande, ho iniziato a riesplorarle, perché penso che comunque molto spesso è più facile stare dentro le tenebre con il dolore che uscire da quelle tenebre e sbocciare, iniziare ad avere comunque una nuova personalità e avere anche la responsabilità di prendersi delle scelte nella vita. Noi fin da piccoli pensiamo che nasciamo con delle radici che molto spesso ci vengono donate nel contesto sociale dove noi nasciamo. Non sempre le nostre radici sono quelle che vogliamo noi, perché ognuno di noi penso che abbia le proprie attitudini, ma penso la cosa più importante è capire che ognuno di noi ha un qualcosa per essere speciale. La mia adolescenza è stata molto, diciamo, terrificante. È stata l'infanzia, non la voglio neanche tenere in ballo oggi perché comunque ci sarebbe troppo poco tempo per raccontarlo, però poi sono qua per raccontare le cose belle, non le cose brutte. Penso che nella vita avere la capacità di inseguire i propri sogni sia un elemento fondamentale. Oggi, se penso alla mia vita, quello che faccio, dove sono in questo momento, un elemento fondamentale è stata la passione con cui l'ho fatto, l'amore con cui ho inseguito i miei sogni, ma specialmente la formazione pratica e poi teorica, perché io purtroppo non ho avuto la fortuna di studiare, cioè dico la fortuna di studiare perché sicuramente oggi molto probabile che andrei a prendere il campo, il ramo che ha scelto mia figlia, che è psicologia, criminologia, andare a scegliere di studiare la mente umana, perché con il tempo, grazie a queste esperienze di vita che ho fatto, ho trasformato, diciamo, la mia passione nel mio lavoro. Insegno sia agli atleti ma anche alle persone, agli imprenditori o alle persone comunque che hanno determinate problematiche della vita, che grazie allo sport è un motore propulsore per poter trovare le proprie risposte, perché comunque nello sport richiede grande resilienza, disciplina, ci sono tanti valori che sono fondamentali e che ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita e nel proprio quotidiano. Molto spesso, come dicevo poc'anzi, entriamo nelle radici, nelle convinzioni che ci vengono trasmesse, negli esempi, e non sempre gli esempi che noi viviamo sono quelli giusti, però se noi sappiamo cogliere i momenti, penso anche i momenti più dolorosi, i momenti più difficili, riusciamo a trovare la nostra strada. È una cosa molto difficile a mio avviso, perché bisogna avere determinate attitudini per poterlo fare, però non è una cosa impossibile. È il cosiddetto, io ho sempre detto nella mia vita, volere e potere, ma è un dato di fatto questo, lo insegna la mia vita. La tensione che avevo in questo momento, comunque di ritrovarmi a parlare davanti a tanti giovani, davanti alle autorità, ma sentire anche il peso e la responsabilità di quello che dici e quello che senti, perché per me sono veramente dovuto passare attraverso dei dolori disumani per riuscire a capire e concentrare la mia vita su quello che faccio oggi. Quindi penso che sentivo la ragazza poco fa che ha detto trovare il coraggio di esprimere ai propri genitori il proprio pensiero è un elemento fondamentale. Molto spesso succederà anche che vi scontrate con questi genitori, addirittura che vi allontanate dai vostri genitori, perché penso se volete evolvervi, cioè trovare veramente quello che voi volete fare nella vostra vita, dovete staccare le radici e costruire nuove radici, perché molto spesso rimaniamo al passato, ma oggi il mondo, penso, per quello che vivo io tutti i giorni, corre veramente talmente veloce che non ci permette
di rimanere indietro nel passato, dobbiamo vivere nel qui e nell'ora, nel presente. Questo è un elemento fondamentale. Oggi ho smesso nel 2019 di combattere e ho scelto di combattere nuove sfide a 360 gradi, che è quello di donare la mia esperienza di vita, darla alle persone. Questo mi fa star bene, mi emoziona anche mentre lo dico, quindi è un grande passaggio, penso. Sei un esempio di vita meraviglioso, grazie Ettore, grazie mille, e ovviamente c'è una domanda anche per te e te la fa Fiorella Di Locca. Ciao, anch'io sono riportatore come te e ho 16 anni. Aspetta un secondo che abbiamo un piccolo problema tecnico, guardo se riesco a risolverlo io, se no chiamiamo uno bravo, no, chiamiamo uno bravo. C'è un piccolo problema tecnico, facciamo cambio di microfono, così la risolviamo presto. Come ho detto, anch'io mi chiamo Fiorella, sono riportatore anch'io e ho 16 anni. Frequento la scuola Salvatore di Sassari e la mia domanda è, ho saputo mi è stato detto quello che hai vissuto. Tu hai ragazzi che comunque continuano a subire queste brutte cose, cosa avresti dire per anche incoraggiarli? Aspetta, perché è tornato quello bravo col microfono, quindi lo riappoggio qua, vai, rispondi pure. Guarda, è una grande responsabilità questa. Io penso di aver fatto un master pratico nel bullismo praticato, ma specialmente anche nel bullismo ricevuto. Molto spesso nel bullo si nasconde una persona debole, una persona insicura, una persona che è alla ricerca di un qualcosa che non gli è stato insegnato e non ha visto, o magari ha subito, e di conseguenza tende a farlo subire agli altri. Questo non ti dico è per scusare chi fa il bullo, però penso la soluzione migliore sia quella di ricercare persone competenti, persone che ci ispirano anche empaticamente in fiducia, e avere dei supporti. Sicuramente lo sport può essere un grande supporto. Non ti dico quale sport, perché penso che tutti gli sport possono avere dei grandi sviluppi. Sicuramente gli sport individuali ti mettono in una condizione dove devi avere determinate attitudini, dove devi uscire da determinate zone comfort che inconsciamente entriamo, come quella di magari subire e accettare anche delle cose sbagliate. Sicuramente non è scappando che si trovano le soluzioni, ma devi ricordarti che il giorno che il tuo coraggio si alza, la tua paura sparirà. Grazie mille Tore, grazie davvero, in bocca al lupo, grazie mille. Seconda parte della mattinata, ingegno e innovazione, le professioni di domani. Il mondo cambia, va veloce, a volte troppo veloce, a volte molto veloce. C'è chi in questa velocità trova uno spazio, un'intercapedine per poter fare qualcosa di grande e di speciale. E oggi ascoltiamo chi ha fatto qualcosa di grande e di speciale. E la prima testimonianza è quella di Pier Vincenzo Mureddu, Chief Operating Officer di Future Lab. Eccolo qua che arriva. Ciao caro, benvenuto. Mi hanno dato ordine di lasciarti l'aggeggio infernale, spazio tuo, tutto tuo, sa, prova, no, magari fosse un microfono sarebbe anche comodo. Tutta tua, prego. È un microfono? Microfono ce l'hai qua, eccolo qua. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sei più a tuo agio, con uno della tua altezza adesso. Allora ragazzi, io vi racconto una storia in questa giornata che unisce passione e lavoro. Penso che questa storia che vi sto raccontando sia molto esemplificativa di come la passione possa trasformare il lavoro in ossessione, che è una parola brutta, nasce come una parola brutta, ma che l'ossessione ti dia la possibilità di ottenere dei valori come la determinazione e ottenere determinati risultati. Vi parlo di Future Lab, ok? Chi siamo? Noi nasciamo da una riunione di ragazzi appassionati di calcio. Noi facciamo dati calcistici. Nasciamo nel 2018 dove Abinsula, azienda leader nell'innovazione qua in Sardegna, ma leader nell'innovazione automobilistica nel mondo, decide di scendere in campo nel calcio. Cosa fa Abinsula? Scende in campo sia a livello calcistico aziendale, quindi prende una squadra di calcio, il Latte Dolce, oggi sappiamo Abinsula che non ha il Latte Dolce ma ha la squadra della città, e scende in campo a livello imprenditoriale. Quindi
ha idea di fare innovazione tecnologica, ma non sa bene cosa, non avendo mai fatto calcio. Acquista un calciatore, un ragazzo che si chiama Daniele Bianchi, un calciatore professionista, e Daniele Bianchi dà l'idea di portare innovazione tecnologica nel calcio attraverso l'utilizzo dei dati. Raduna un gruppo di ragazzotti, ragazzi come voi, che oggi lavorano all'Inter, alla Roma, lavorano in Cina, lavorano in Australia, ok? E raccoglie una serie di idee. A chi abbiamo pensato di rivolgerci? Ci rivolgiamo alle squadre, in primis, alle organizzazioni sportive come le federazioni e ai media. Raccogliamo dati, raccogliamo statistiche, ma soprattutto le interpretiamo. Perché? Perché il mercato dei dati è in espansione. Daniele Bianchi capisce che fino al 2026 ci sono i soldi, quindi non c'è solo la passione, ok? C'è il ritorno economico. E attraverso lo studio matto e disperato e attraverso molti colloqui con tanti professionisti del calcio, capiamo che il calcio è indietro nell'innovazione, nei dati. Perché? Perché tutti vogliono una mole enorme di dati al giorno d'oggi, vengono raccolti dai vostri dispositivi, chi ha il cellulare in mano in questo momento sicuramente sta fornendo dei dati, ma la chiave non sono i dati, la chiave è saper leggere il dato, ok? Il dato deve fornire una soluzione, il dato è un'informazione, ok? Come viene letta questa informazione? Qual è il fine di questa informazione? Avere delle soluzioni ai problemi quotidiani nella vita reale oppure fare soldi. Ok, molto semplice. Il calcio è un mondo dove i dati adesso sono entrati pesantemente, ok? Una grossa mole di dati, un grosso volume di dati. Ma oggi le persone nel calcio non sanno capire questi dati, non li sanno unire, non sanno mettere insieme le informazioni per avere delle soluzioni, ok? È esattamente quello che facciamo noi. Sosteniamo i clienti in questo, ok? Facciamo dei report, facciamo delle analisi e forniamo delle soluzioni. Monitoriamo 75.000 calciatori, analizziamo 217 campionati, 70 paesi del mondo nella quale abbiamo dei clienti. Questa era la parte noiosa, ok? Adesso parliamo della parte un po' più divertente, che non riguarda il simbolo di Futurlab, che non è ispirato al più noto sito porno presente sul mercato, non lo è, ok? Lo so che somiglia, intenditore grande, giusto? Perfetto, ottimo. Ok, detto ciò, io potevo essere là, sono stato là a convegni simili a questo, e avevo una grossa passione nel calcio, non avevo i piedi buoni, ero scarso come pochi giocando a pallone, non ho raggiunto nessun livello importante nel professionismo del calcio, ok? Ma vivo di calcio. 2023 vivo di calcio, ok? Mi alzo la mattina, penso al calcio, vado a pranzo, penso al calcio e guadagno col calcio. Perché? Perché è la mia passione, è il mio sogno, è stata la mia ossessione. Ho trovato delle persone qua in Sardegna, ok? Da noi non lavora Steve Jobs, non lavora una persona, lavora Mario De Sole che allenava la Torres femminile, ok? Lavorava Roberto Merella che adesso è nello staff di Mourinho, ci ha lasciato e noi siamo lieti che ci abbia lasciato per andare nello staff di Mourinho, ok? Ragazzi come voi che giocavano nel Latte Dolce, nella Monserrato, nella San Paolo, società di qua, ok? Malati, veri e propri malati di calcio, ok? Ci siamo riuniti, non abbiamo guadagnato un euro nel nostro primo anno, abbiamo solo studiato. Siamo andati incontro alle classiche dinamiche di questo tipo, quindi i genitori, cosa stai facendo? Ma sei matto? Vuoi vivere di calcio? Tu sei un pazzo. Al secondo anno abbiamo incontrato una persona che ha visto la nostra idea, ha visto i nostri report fatti con PowerPoint, niente di particolarmente tecnologico, e ha detto, sai che c'hai ragione. Quella persona era Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro ci ha portato in Cina, abbiamo vinto 2 campionati,
da bricocina mentre ero in fila in cassa tutti grazie. No, sto scherzando, ovviamente no. Però abbiamo vinto 2 campionati e ancora oggi lavoriamo con Fabio Cannavaro. E oggi lavoriamo in tutto il mondo da Sassari. Cioè se c'è da prendere l'aereo lo prendiamo, però la nostra sede è a Sassari, è in Viale Umberto, a fianco ad Abinsula, e lavoriamo lì. Molti dei miei colleghi nemmeno vengono in ufficio, lavorano da casa. Questo è il 2023. Questo è un mondo, come è stato detto in precedenza nelle storie bellissime che abbiamo ascoltato, di opportunità, ed è un mondo dove se c'è determinazione, c'è fame soprattutto, ok? E c'è anche umiltà, si possono raggiungere risultati straordinari. Chiudo dicendo questo: non accontentatevi anche quando ottenete buoni risultati qua. Perché? Perché il fatto che qua ci sia un ambiente che abbia un livello che possiamo quantificare da 5, 5,5, e voi lavorate per 7, ok? Inizierete a un certo punto della vostra vita a sentirvi bravi, a sentirvi fortunati. Sentitevi fortunati, ma non sentitevi mai bravi. Non accontentatevi mai, perché significa che fuori, il tuo 7 è 5 magari, perché c'è gente più brava di te. Tu devi continuare a non perdere mai la fame, l'umiltà, ok? E la voglia di migliorarsi. Grazie. Grazie a te Pier Vincenzo, grazie mille. Tienilo che hai 2 domande anche tu e te la fanno Claudia ed Emanuele. Salve, la Ciao. mia domanda era se il progetto di Future Lab potrebbe essere ampliato per accogliere dati anche di giocatori che praticano altri sport. Sì, ci stiamo lavorando. Il problema deriva dal fatto che devi trovare degli esperti del settore e soprattutto li devi trovare, passami il termine, a buon mercato, e devi studiare molto di altri sport. Io sono un appassionato di altri sport, non li ho mai praticati, però li guardo, ma non sono un professionista del settore, ok? E i professionisti del settore di altri sport si sono avvicinati alla nostra realtà, alcuni, come per esempio la scherma, ok? Quindi sport completamente diversi, la scherma, la pallacanestro, ma il problema è trasformare la nostra metodologia di raccolta dati, ok, in una metodologia che fornisca delle soluzioni che parlino la stessa lingua dei professionisti di altri sport, ok? Quindi io posso parlare di altri sport, ma ci sarà un professionista che parla una lingua diversa rispetto a me. E devo trovare un malato, come me, di altri sport, che si ammali anche di innovazione tecnologica e che sia in grado di parlare con altri professionisti. Quindi sì, la risposta è sì, ci stiamo provando, non so se ci riusciamo, speriamo. Seconda domanda, Emanuele. Ok, intanto mi presento, io sono Emanuele Iavazzo, Ciao. provengo da Alghero. Allora, la mia domanda era, io apro il mio cellulare, ok, e leggo applicazioni come Diretta, OneFootball, Numero 10, ok, che sono forse tra le più conosciute in questo momento. Ecco, come ci si differenzia con Future Lab in un mondo così ampio? Perché quando parliamo di calcio, soprattutto in Italia, stiamo parlando di un'istituzione del nostro paese. E poi, quando mi sono informato bene che voi cercate di analizzare i giovani, ecco, adesso come possiamo portare avanti i giovani per farli conoscere di più, soprattutto in una isola come la Sardegna, dove è sempre più difficile portare avanti dei ragazzi che possono essere promettenti, soprattutto con una società di livello come il Cagliari, che però pare dare poco spazio. Ok, lavoro per la Torres, farò finta di non aver sentito l'ultima società che hai nominato. Punto primo, come ci si differenzia? Col lavoro e con il basso profilo, nel senso, nel campo dell'innovazione tecnologica in generale ho imparato questo in questi anni, che c'è molta fuffa, c'è molto fumo, okay? Ci sono molte aziende che promettono innovazione mega galattica e che poi in realtà al lato pratico non ti dà un vantaggio competitivo, okay? Nella vita e nella risoluzione di certi problemi.
Ecco, nel calcio, nella tecnologia del calcio è la stessa cosa. Soprattutto il calcio è un mondo fatto di scettici. Okay, lo scetticismo negli addetti ai lavori del calcio è galoppante, selvaggio. L'allenatore tutto sa lui, il direttore tutto sa lui, ma chi sei tu per venire a parlare con me? Okay? E questo succede con i nostri competitor. Quindi l'algoritmo di Y-Scout, per dire, tu hai citato degli altri siti, sì, arriva l'allenatore e dice sì, è arrivato un computer a darmi una soluzione. Ecco, noi ci siamo differenziati diventando quasi dei sarti. Cioè piano piano io parlo al telefono con l'allenatore, piano piano l'allenatore si apre, capisce che io parlo la sua stessa lingua, vede dei risultati, quindi vede, mister, quel giocatore è forte, sì vabbè dai, passano 2 mesi e quel giocatore viene venduto a 2 milioni, poi passa un anno e viene venduto a 4 milioni e dice sai che c'è, forse ti ascolto. Questo, bisogna avere molta pazienza, abbiamo avuto molta pazienza. Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, quindi giovani, che fare per emergere? Purtroppo nel calcio c'è, purtroppo, anzi per fortuna, visto che lavoriamo con alcuni dei più potenti al mondo, ci sono dei procuratori, okay, degli agenti, che si preoccupano appunto di far emergere i giovani. Diciamo che questa responsabilità io non la sento mia, la sento loro, di quelli bravi però, non di quelli che vanno a prendere i soldi dalle famiglie, ok? Di quelli che lavorano davvero. Ti posso dire che noi prendiamo i dati dal video, ok? E in Sardegna ci sono pochi video, anzi quasi niente, soprattutto dei campionati locali. Stiamo sviluppando un progetto pilota con la federazione per riprendere le partite dei ragazzi. Perché? Perché dal video prendi dei dati e il dato è oggettivo soprattutto. Mentre il procuratore è soggettivo, dai, prendi il mio, è forte, ti dico che è forte. No, ci sono i dati, ok? E il dato è meritocratico da questo punto di vista. Quindi, secondo me, ci stiamo provando noi, ma se ci riesce un altro sarei davvero contento, sinceramente, onestamente. La chiave è il video, è l'esposizione mediatica. La nostra insularità ci penalizza, ok? Da noi c'è poco professionismo, quindi come hai detto tu puoi andare solo al Cagliari, all'Olbia, alla Torres per fare il professionista come calciatore, mentre fuori solo in Toscana, Lucchese, Pistoiese, Pisa, te ne posso dire migliaia. Okay. Il video è la chiave, cioè se noi possiamo arrivare in Cina col nostro dato da Sassari, cioè io posso parlare con Cannavaro, con un altro allenatore in Cina, in Australia, devo avere la possibilità di fargli vedere un ragazzo di Sassari, un ragazzo di Nulvi, un ragazzo di Sorso, ok? E al momento non c'è. Cioè devo prendere una telecamera come quella o una da Media World e andare io a filmarlo. Invece no. È un discorso strutturale. Cioè se le nostre strutture sportive capiscono che il video è fondamentale, allora si può incidere e anche noi possiamo avvicinarci a quel livello e possiamo non scoprire il talento, perché il talento c'è. Ok, possiamo rendere fruibile quel talento all'esterno, ok? Spero di essere stato chiaro. Grazie mille Pier Vincenzo Muredo, grazie mille, grazie per l'idea di Future Lab. Appoggio qua al Cecchino Infernale, non ti preoccupare. E chiamiamo il nostro terzultimo ospite, Gavino Balatta, co-founder e CEO, Chief Executive Officer di Smart Sensory Solution. Ciao Gavino, ben trovato. Eccoci qua, tutto tuo. Lo appoggio un attimo perché devo fare una cosa, mi pare che sia arrivato il momento giusto. Lo so che mi state invidiando. Aspetta che te la tengo. Inconfondibile. Non ricevo sovvenzioni dall'azienda, anche perché insomma, non ha bisogno di pubblicità. Buona. Allora, frizzante al punto giusto, dolce. Aroma di cola, ovviamente. Oh, e anche senza zucchero, Caspita, sembra uguale a quella che abbiamo sempre bevuto, quella con lo zucchero. Ma come hanno fatto a farla? Mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega che ha appena finito di parlare, con i dati. Noi raccogliamo dati sensoriali. Noi abbiamo built in, come si dice in inglese, dentro di noi,
il miglior laboratorio chimico del mondo, cioè la nostra lingua, il nostro naso, gli occhi, i nostri sensi. Naturalmente l'essere umano sbaglia e quindi non posso prendere in considerazione l'osservazione di un solo soggetto, ma mettendo insieme un numero ragionevole di soggetti e utilizzando i dati, utilizzando la statistica, dobbiamo fare una joint venture sugli integratori, non lo so, sul Gatorade. Utilizzando questi dati, chi fa analisi sensoriale dà e raccoglie informazioni importantissime che mi servono a fare la Coca-Cola senza zucchero, che è uguale alla Coca-Cola con lo zucchero. Immaginate che impatto ha questo nella produzione. Se vi ricordate qualche anno fa c'era stata una campagna terribile nel senso molto martellante, sull'olio di palma. La morte di tutte le cose belle, l'olio di palma, terribile, peggio della peste. Perché molti pensavano che facesse male. In realtà è un grasso alimentare, quindi come un po' tutti i grassi bisogna moderarne l'uso, io per primo. Però ecco, il problema è che è poco sostenibile nella sua coltivazione, la coltivazione intensiva è molto dannosa per l'ambiente, insomma distrugge un po' gli ecosistemi, specialmente nei paesi più poveri. Quindi c'era il problema di sostituirlo. La Nutella, sempre per fare nomi altisonanti, ha fatto una campagna dicendo che no, loro usano il miglior olio di palma sulla faccia della terra, il più sostenibile, e continueranno a utilizzarlo. Perché? Perché la Nutella con un altro grasso alimentare non sa di Nutella ed è un grosso problema. Ok? Cosa facciamo noi? Non l'abbiamo inventato noi, l'analisi sensoriale esiste come disciplina scientifica, è abbastanza recente, quindi qualche volta per farsi ascoltare dobbiamo battere un po' più forte i piedi, perché chiaramente quando ci sono i laboratori chimici o quando ci sono gli esperti come ad esempio gli enologi o i mastri casari eccetera, ci si basa molto sull'analisi chimica, che ovviamente va benissimo. Noi siamo complementari, perché un gas cromatografo o uno spettrometro ti può dire che cosa c'è dentro quel campione che sta testando, ti può dire quanti zuccheri ci sono, quante proteine, quanti sali, ma non ti dice se è buono. E questo lo diciamo noi grazie non solo al fatto che abbiamo il palato più o meno affinato, ma perché nella nostra testa, perché è lì che si generano le sensazioni, non nella lingua ma nella testa, o non nel naso ma nella testa, avvengono una serie di interazioni che restituiscono un risultato. Noi prendiamo questo risultato, lo elaboriamo attraverso un software, che è poi il prodotto principale della nostra azienda, e siamo in grado di restituire a chi si occupa di agroalimentare principalmente, ma abbiamo clienti che lavorano nella cosmesi, abbiamo clienti che lavorano nel packaging, abbiamo clienti, insomma non è solo a senso unico. È chiaro che l'agroalimentare è il primo a cui si va a pensare ed è quello ovviamente dove c'è maggiore applicazione. Nell'automotive, per esempio, qualche anno fa forse la Volkswagen faceva la pubblicità, o l'Audi, non ricordo, una marca tedesca, dove lo slam della portiera dava quel senso, questa macchina è una bomba, guarda che bel rumore che fa quando chiudo la portiera. Ma quel rumore lì come l'hanno misurato secondo me? Come hanno fatto ad associare la sensazione di sicurezza, di qualità costruttiva a un tud della portiera che si chiude? L'hanno fatto utilizzando tecniche di analisi sensoriale. Quindi anche noi, nati qui, 2 algheresi e un sennorese trapiantato a Cagliari, incontratici per i vari cammini del mondo. Io in particolare col mio socio ci conosciamo quando avevamo 6 anni ed eravamo ai lupetti, poi siamo un po' cresciuti e ci siamo ritrovati perché lui si occupa scientificamente di questo, Carlo Piga, e aveva l'idea di risolvere un problema pratico. Molte start-up nascono dall'applicazione, dal cercare di risolvere un problema pratico. Il suo problema pratico era che tutti i software di analisi sensoriali presenti sul mercato sono costosissimi e complicatissimi da utilizzare. E infatti chi li usa? Coca-Cola, Nestlé, insomma queste grossissime aziende. Al mio primo convegno, perché siamo andati a presentare il nostro prototipo, faccio un flash forward, si presenta la responsabile qualità di McDonald's per la Germania e mi dice, e lì mi cadono le braccia, lì mi dice, ah sì no, ma noi abbiamo il laboratorio di analisi sensoriale. Lo credo, McDonald's, cioè non è il paninaro dietro l'angolo. Sì, ma facciamo tutto con carta e penna, quindi scheda,
L'analisi sensoriale si fa nelle cabine, il soggetto assaggia il prodotto, lo annusa, lo tocca, insomma c'è un protocollo da seguire e segna dei risultati su una scheda. I risultati poi vengono presi sulla scheda, messi su un foglio di Excel e lavorati. Tutta questa operazione porta via, immaginatevi, una montagna di tempo, oltre che a prestarsi a errori di trascrizione, insomma, seccature varie. Quindi esistono dei software, però McDonald's in Germania usa carta e penna. Quindi quello mi ha un po' fatto, mi ha un po' fatto paura. Perché? Perché probabilmente i software a disposizione sono troppo complicati o sono troppo costosi. Noi abbiamo creato una soluzione che fa le stesse cose degli altri software, lo fa in maniera intuitiva e lo fa con un obiettivo e con una filosofia. E questo credo che sia il primo punto di cui volevo, cioè poi potrò raccontare la storia della mia azienda, ma in realtà l'obiettivo di oggi è dare dei messaggi. Il primo messaggio è intanto cercare di capire bene che cosa sappiamo fare. E quello che sappiamo fare ha un valore. Prima di tutto glielo dobbiamo dare noi questo valore, ovviamente, ma poi se siamo abbastanza bravi riusciamo a comunicarlo agli altri. Quindi noi abbiamo capito che lì c'era un buco nell'offerta, mancava uno strumento che potesse consentire alle aziende di applicare correttamente le analisi sensoriali, perché come vi ho dimostrato si applica correntemente e ha un grande peso nelle decisioni. Si parla moltissimo di economia del dato, di scelte basate sulle decisioni basate sui dati. Ecco, noi forniamo dati e ci siamo detti, ma perché solo le grosse aziende devono avere questo prodotto? Perché solo le grosse aziende, mentre le piccole, oddio, sarebbe bellissimo, però ci vuole il panel, ci vogliono le persone, ci vogliono le cabine, ci vuole il software, e poi questi dati come li analizziamo? Gli vengono le patturnie e non fanno più niente. Il nostro prodotto è assolutamente user friendly, è pensato più per l'industria che per la ricerca, nonostante moltissime università siano nostri clienti, tra cui la prima, che ringrazierò sempre a vita, l'Università di Sassari, che ha creduto in noi e ha acquistato il nostro primo prototipo quando ancora era poco più che un disegno sulla carta, sino ad arrivare alle aziende che adesso lo utilizzano, tra cui una consociata di Coca-Cola Company, quindi siamo arrivati anche lì, il Parmigiano Reggiano, il consorzio del Parmigiano Reggiano, Baoli, insomma l'Amaro Montenegro. Non potevo portare l'Amaro Montenegro perché come orario non si addice. Sono partiti anche loro da poche nozioni e grazie a un sistema che li ha messi nelle condizioni di poter applicare queste metodologie di ricerca stanno ottenendo dei risultati, e questo a noi fa piacere perché dimostra che una buona intuizione apre un mercato nuovo, crea quello che gli esperti di marketing chiamano un blue ocean, cioè un oceano di mercato non esplorato, e consentono a chi ha studiato, chi ha un'expertise e chi ha messo molte ore di fatica chiaramente nel progetto, perché niente è regalato, di potersi poi presentare in un mercato dove adesso siamo una decina di aziende in giro per il mondo. Noi siamo l'unica sarda e anche l'unica italiana, ma ci tenevo a sottolineare che siamo ovviamente, visto che siamo qui, ci confrontiamo con aziende americane, aziende canadesi. Abbiamo già avuto delle richieste di acquisizione da parte di altre aziende alle quali abbiamo detto di no. Perché? Perché bisogna sapere quanto si vale e non bisogna regalare niente, perché a voi qualcosa ve l'hanno regalato. Se ve l'hanno regalato era perché, come era quel detto, se ti regalano un prodotto vuol dire che il prodotto sei tu. Ecco, quindi noi cerchiamo di non regalare o quantomeno di vendere cara la pelle. Grazie. Grazie a te caro, grazie Gavino Malata. C'è la domanda sempre della redazione della Nuova Scuola, mentre tu ti bevi giustamente la tua Coca-Cola Zero. Giulio Viola, prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei chiederle come fa la sua azienda a pubblicizzare il servizio di analisi sensoriale e a che tipo di clientela è maggiormente conveniente acquistare questo servizio, o se questo servizio è conveniente anche per magari piccole e medie imprese, visto che lei ha fatto l'esempio. Sì, proprio il nostro obiettivo è cercare di renderla fattibile e applicabile anche alle piccole e medie imprese. Okay? Come ci promuoviamo? Abbiamo iniziato partecipando e tuttora partecipiamo e sponsorizziamo i principali convegni della nostra disciplina, che sono convegni / esposizioni, cioè c'è la parte scientifica e poi c'è una sorta di fiera collegata. Quest'anno andremo in Spagna, in Danimarca, in Spagna una seconda volta perché ci hanno invitato una seconda volta, l'ho scoperto ieri, in Francia, sì, a Nantes. A Nantes c'è il convegno internazionale, insomma, quello. L'anno scorso a settembre siamo stati in Finlandia, a Turku, quindi io la giacca pesante
voi l'avete tolta da 2 settimane, io ce l'avevo già fuori dall'armadio da settembre perché in Finlandia faceva freddo e ci presentiamo di solito lì. Però da qualche tempo abbiamo iniziato una promozione anche negli eventi di settore, quindi siamo stati per esempio al Cibustec a Parma, Cibustec Forum a Parma a ottobre, parteciperemo al Vinitaly adesso ad aprile, l'altro evento che faremo, e poi molta attività la svolgiamo online. Bisogna stare attenti alle opportunità. Faccio un esempio, visto che stiamo parlando di scuola, siamo in un ambito dove la scuola partecipa pienamente a questa attività, ci sono molte risorse del PNRR che riguardano l'innovazione tecnologica nella scuola, tra cui i fondi destinati all'allestimento di laboratori. Noi proprio avanti ieri abbiamo mandato a un network di scuole agrarie e a un network di scuole alberghiere una proposta di collaborazione per allestire laboratori sensoriali nelle scuole, perché la nostra filosofia è anche che se tu vai a scuola e utilizzi un prodotto come il nostro e impari a applicare l'analisi sensoriale, sarai più appetibile sul mercato, perché la tua expertise varrà nel tuo curriculum e potrai avere più chance di essere assunto da un'azienda, e magari un domani che lavorerai nella nostra azienda ti ricorderai del nostro software e la tua azienda diventerà il nostro cliente. Quindi c'è uno scambio ovviamente, però credo che sia uno scambio dove tutti hanno da guadagnare. Grazie mille. Grazie Gavino, grazie mille. Gavino Balata, Chief Executive Officer di Smart Sensory Solution. Voltiamo pagina per l'ultimo intervento, Andrea Liverani, responsabile delle operazioni droni Smart Geosurvey. Ciao caro, benvenuto. Ci vediamo il video così li conosciamo? Andrea, raccontaci questa storia. Non funziona? Chiediamo a quello bravo o ce la facciamo? Aspetta, prova con questo. No, forse l'ha spento. Questo? Vai. Ok, vai, ci siamo. Allora, la nostra storia inizia circa 8 anni fa, quando ho iniziato a lavorare con i droni, a interessarmi al mondo dei droni proprio in un evento tipo questo. Io ho frequentato la scuola aeronautica di Oristano e un giorno hanno portato un ragazzo che appunto ci ha mostrato un drone, ci ha fatto vedere i funzionamenti e tutte le applicazioni. Io ai tempi avevo più o meno 17 anni, iniziavo a lavorare in un'azienda agricola di famiglia e lì mi si è accesa la lampadina e ho detto perché non provare a unire i droni all'agricoltura. Ho iniziato, ho fatto ovviamente tutte le patenti, le attestate di pilotaggio, le autorizzazioni per acquistare un drone. Ho iniziato a lavorare con i droni, prima in ambito riprese e foto, quindi aeree, per iniziare a creare un po' di liquidità, diciamo, per provare a investire. Poi con l'avanzare degli anni mi sono rivolto a Coldiretti, alla sezione di Oristano, e ho proposto un progetto di ricerca. Questo progetto di ricerca è iniziato anche grazie all'aiuto della Fondazione MedSea, che si occupa di tutela dell'ambiente, soprattutto nelle zone umide. Il progetto è stato attivato nella piana di Oristano, ci siamo concentrati su riso, mais ed erba medica principalmente. Abbiamo applicato a questo progetto dei droni dotati di camera multispettrale. Questa camera multispettrale è una sorta di videocamera o fotocamera con più sensori che sono in grado di vedere oltre a quello che riesce a vedere l'occhio umano. Quindi, sfruttando questi dati, combinandoli anche con un sensore a bordo del drone che misura quanta energia emette il sole, riusciamo a capire se la pianta sta bene o sta male sulla base della fotosintesi. Quindi, scattando questa serie di fotografie, noi riusciamo a creare delle vere e proprie mappe di vigoria che poi vengono trasmesse tramite la nostra piattaforma che si chiama SEM, che non è altro che un sistema di supporto alla decisione per gli agricoltori che trasforma tutta questa serie di dati provenienti sia dal drone che da sensori a terra ed eventualmente anche da sensori inseriti all'interno del suolo come sensori di salinità e quant'altro, quindi trasforma tutti questi dati in informazioni concrete per gli agricoltori. Quindi loro sullo smartphone sono in grado di ricevere
degli alert da parte nostra e riusciamo a ottimizzare sia l'utilizzo di risorsa idrica che di concime ed eventualmente anche di localizzare attacchi parassitari per andare a trattare solo una parte del campo piuttosto che tutto questo. Questa piattaforma SEM, partendo dalla mia frazioncina di 800 abitanti, è stata presentata più o meno un mese fa al CES di Las Vegas, che è un evento che avviene proprio a Las Vegas ed è il più grande al mondo in tema di tecnologia. Quindi siamo riusciti a portare, grazie alla startup Smart GeoSurvey, che è nata circa un anno dopo l'inizio del primo progetto pilota, del quale lavoriamo ora in 4. Ci sono io che mi occupo della parte droni, poi ci sono altre 3 persone, un ingegnere civile, un ingegnere idraulico e un agronomo. Quindi andiamo a completare tutto il cerchio e offriamo un servizio completo di consulenza agli agricoltori. Grazie Andrea, grazie mille. Ovviamente c'è la domanda anche per te, e la domanda della redazione della Nuova Scuola te la fa, sei scappata dall'altra parte della sala, Noemi Bellinzis, prego. Dammi del tuo, Buongiorno. Allora, mi chiamo Noemi e frequento il tecnico agrario di Sassari. Ok. E la mia domanda è: quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei droni in agricoltura? Ok, allora, il vantaggio principale è quello di andare a ottimizzare la risorsa, che sia idrica o anche nutrizionale. Noi riusciamo quindi a dare informazioni concrete agli agricoltori su quanto prodotto utilizzare e quanta acqua dare. Le nostre mappe possono essere inserite, ad esempio, nei trattori di nuova generazione che hanno delle concimatrici a ratto variabile. Quindi, grazie al GPS, i trattori si possono posizionare all'interno del nostro rilievo e in automatico il trattore con la concimatrice a ratto variabile riesce ad aumentare o diminuire completamente in modo autonomo la quantità di concime dato. Quindi in questo modo ottimizziamo l'utilizzo di risorse e con i prezzi del concime e dell'acqua di oggi risparmiare concime vuol dire anche guadagnare. Grazie, grazie mille Andrea. Andrea Liverani, grazie mille, responsabile delle operazioni droni Smart GeoSurvey. Siamo all'ultimo intervento, e l'ultimo intervento è di Francesco Del Rio, responsabile della comunicazione di Cube Controls. Eccolo qua. Vediamoci il video, così li conosciamo. Ciao a tutti. Parlaci di questa creatura, perché di fatto è una creatura tua. Beh, oddio. Sì, diciamo che relativamente al video, sì, diciamo che
come responsabile della comunicazione in azienda io mi assicuro di garantire il miglior bigliettino da visita per l'azienda. In questo caso io mi sono occupato dello storyboarding di questo video. Quello che vedete in questo video è ciò che succede letteralmente 2 strade più indietro. Noi qua siamo in Predanieda, strada 30. Cube Controls è un'azienda che si occupa di produzione e vendita di hardware per sim racing. Sim racing è quella branca del gaming dedicato ai videogiochi di corsa. E nello specifico videogiochi di corsa per il computer, perché al momento quella là è la fetta di mercato che più si presta a uno sviluppo e alla possibilità di assemblare un simulatore che ricrei un'esperienza di guida la più verosimile. Oltre a questo, recentemente abbiamo anche iniziato una collaborazione con Mercedes-AMG, perché le nuove generazioni hanno sempre meno interesse verso il motorsport reale, e quindi c'era la necessità di avvicinarsi a questo pubblico e di parlare con altri linguaggi. E per l'appunto il sim racing adesso sta in un certo senso diluendo, si stanno fondendo i confini tra motorsport reale e sim racing. Ecco, noi in questo senso noi operiamo già l'azienda è nata nel 2016 dai nostri founder Fabio Soggiu, che è qui con noi, e Massimo Cubeddu, che è il lead designer. Fabio ci ha messo il piglio imprenditoriale, mentre Massimo ci ha messo le capacità progettuali. E niente, quindi da lì l'azienda è partita, chiaramente timidamente nei primi anni, perché comunque il sim racing è diventato famoso adesso con la pandemia, sostanzialmente ha preso un'importante spinta ora a causa della pandemia che ha bloccato il mondo intero, e business colossali come quello del motorsport dovevano trovare un altro linguaggio per continuare a rivolgersi al loro pubblico e banalmente fatturare. Non a caso ci sono stati molti campionati virtuali sponsorizzati alla stessa maniera di quelli reali in quel periodo. E diciamo che dalla fine del 2019 a partire poi dall'esplosione della pandemia Covid all'inizio del 2020 abbiamo avuto una crescita importante. Io sono entrato in azienda a metà del 2020, da lì è emersa la necessità di strutturarsi maggiormente, da lì infatti tutto il resto del team è stato assunto. Al momento contiamo 20, siamo 20 persone, la maggior parte della zona. Ci sono anche colleghi che vengono, ad esempio il graphic designer che viene dalla Campania, perché comunque un'azienda così particolare come Cube Controls ha anche contribuito a limitare la fuga di cervelli, se così possiamo dire. E niente, io faccio parte di uno di quelli che è rientrato da fuori. Io sono scappato dalla Sardegna. Io ero uno di quei figli traditi dalla Sardegna che cercava di fare qualcosa qua ma non ci è riuscito. E sono andato all'estero alla ricerca di fortuna. Caso ha voluto, e qua mi vorrei ricollegare a Pier Vincenzo di Food Lab, che posso confermare aveva dei piedi scarsissimi da bambino, perché comunque siamo cresciuti assieme in cortile. Volevo ricollegarmi al suo discorso di passione, di avere fame e lavorare tanto su se stessi, tenendo anche in considerazione però l'ambiente, ovvero per quanto uno sia bravo deve accettare che può controllare quello, nella misura, può controllare se stesso ma non può controllare l'ambiente. Quindi devi essere la persona giusta al momento giusto, e
le cose più incredibili della vita probabilmente vi capiteranno. Non le andrete a cercare, vi capiteranno e starà a voi trattenerle, sarà a voi poi giocarvi quella carta lì. Niente, penso che più di così non si possa dire. Quindi quello che vi voglio dire è sì, credete tanto in voi, ma abbiate anche la resilienza, la resistenza di accettare che magari non è il momento giusto e che la scommessa è sempre lì fuori. I casi di serendipità possono capitare in qualsiasi minuto. Grazie Francesco, grazie mille. Ultima domanda dei ragazzi della redazione della Nuova Scuola la fa Riccardo Cuccureddu. Buongiorno, mi chiamo Riccardo Cuccureddu, frequento l'Istituto Tecnico Agrario di Sassari. Le volevo chiedere il volante CSX3 è in grado di dare una sensazione realistica di guida? Assolutamente sì. Noi operiamo in una fascia premium del mercato. Cube Controls si è affermata per quello, perché comunque l'intuizione dei nostri founder fu quella di produrre un volante che si avvicinasse il più possibile a quelli realistici, sia per estetica sia per attenzione ai materiali. Infatti i nostri volanti sono fatti con pochissima plastica e gli elementi principali sono fibra di carbonio, alluminio presso fuso. Assolutamente sì, e ti dico addirittura che tra i nostri clienti ci sono piloti reali che acquistano i nostri prodotti per i loro simulatori per allenarsi in casa. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di accorciare le distanze tra il vero motorsport e la simulazione. Quindi in tal senso assolutamente sì. Noi adesso stiamo anche cercando di aggiungere qualcosa in più, quindi non solo replicare la realtà, ma possibilmente innovarla, aggiornarla, spingerla oltre il limite, perché comunque ci siamo accorti che nel motorsport reale c'è un certo pragmatismo, no? Se qualcosa funziona non lo si cambia e quindi va bene così. Però ci sono anche tutta un'altra serie di dettagli che contano o che possono contare e che non sono esplorati. Ecco, da questo punto di vista, col fatto di poter lavorare in un ambiente più controllato e più sicuro come quello del sim racing ti permette di sperimentare maggiormente, poi di confrontarti con questo mondo reale e accorgerti che magari quelle lì sono caratteristiche che possono essere adottate. Quindi per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì. Perfetto, grazie Francesco, grazie Grazie mille. a voi. Francesco De Rio, responsabile della comunicazione Cube Controls. La scaletta è finita, siamo stati veloci come un aereo Ryanair, abbiamo finito con 10 minuti di anticipo. Io uso una parte di questi 10 minuti per presentare a chi ci sta seguendo da casa e a chi ci sta seguendo qua dalla platea le due giornaliste che seguono il progetto della Nuova Scuola, che si avvale anche oggi della collaborazione con Aspal, che sono Daniela Scano e Silvia Sanna. Avvicinate, prendetevelo l'applauso, prendetevelo che ve lo meritate, che state facendo un progetto meraviglioso. Ciao, grazie a Matteo, che è il nostro ragazzo, anche se è una grande firma ormai, è la dimostrazione che se si ha voglia di fare, basta fare, non importa avere grandissimo successo se lui ce l'ha avuto, ma io è quello che auguro ai miei ragazzi, alle mie ragazze, e grazie ad Aspal che ha dato l'opportunità al progetto La Nuova Scuola di farsi conoscere, e grazie a Silvia Sanna che è qui e non vede l'ora di parlare. Anche perché era assolutamente imprevisto. Grazie Matteo. Secondo me è stata una bella giornata. Ci siamo divertiti, è stato bello ascoltarvi, ascoltare i nostri ospiti, tutte storie dalle quali prendere ispirazione. Insomma, mi sembra che la sintesi sia: non abbiate paura, inseguite i vostri sogni, abbiate coraggio, il futuro è nelle vostre mani. Però c'è uno scherzetto da Sì, fare a lui. ci dobbiamo vendicare. C'è Antonio, uno studente della redazione della Nuova Scuola, che vorrebbe fare una domanda al qui presente Matteo Porru. A me? A me? Prego. Questa non era però, non c'è in scaletta, chiedo l'appello.
Allora, la mia domanda, io sono Antonio da Sassari. Quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada e quanto coraggio ci è voluto per iniziare a lavorare in questo settore, riferendomi appunto alla scrittura e comunque ai libri? La mia strada ho capito che era mia nel momento in cui l'ho costruita, non c'era un quindicenne che girava in giacca e cravatta a Cagliari e diceva di voler scrivere nella vita, non si era mai visto, né tantomeno a Cagliari, figurati. Io l'ho costruita, ho tirato giù un ponte, ho cercato di trovare un modo, se c'era e c'era, per far capire agli altri il mondo come lo vedevo io. Detto in maniera molto meno retorica, ho urlato al mondo che esistevo. Ne avevo bisogno. Poi sono successe tante cose belle, una dietro l'altra, e tutte le cose belle messe in fila sono riuscita a controbilanciare o in parte a farmi ricordare di tutte invece quelle cose meno belle, che però mi hanno insegnato a godermi quelle che invece mi hanno dato le soddisfazioni che ho avuto. Quindi la strada la costruisci da te, non dico che porta all'isola che non c'è, però se l'isola la individui, se capisci che è la tua, se hai capito che il mare è navigabile, se hai capito che puoi costruire davvero il tuo mondo in un'isola, e soprattutto se poi riesci anche a tirar giù un aeroporto per fare avanti e indietro, io sono pilota, mi viene anche bene, diventa un plus in più. Mai dimenticarsi di essere all'interno di un grande arcipelago di persone e di situazioni come quelle che abbiamo visto oggi. E oggi qua noi abbiamo contribuito a creare i ponti tra queste storie e tra queste realtà. Questo è il più grande messaggio che io posso dare. In realtà la mia strada io l'ho costruita capendo che non ero solo, ma che c'era un arcipelago di cose che potevano essere una risorsa, una cosa meravigliosa a cui aggrapparsi e in cui stare, tra cui la Nuova Sardegna, che mi ha accolto con tantissimo affetto. Io ogni volta li ringrazio per la fiducia che mi danno ogni volta e ogni giorno. Detto questo, fine. Piragotta, Piragru, ad ognuno a domo sua. Grazie mille a tutti. Aspal for Future, passione e lavoro. Buona giornata a tutti. Grazie.